Sicuramente lo strumento della specializzazione intelligente, ma lo strumento delle reti innovative regionali di cui la Regione Veneto si è dotata, diversamente da altre regioni peraltro, ha permesso di trasformare in qualcosa di concreto dei concetti generalmente astratti e magari anche di difficile capacità di comprensione da parte di un pubblico più ampio, dando a noi uno strumento per poter mettere in pratica innovazione, transizione green e molti altri aspetti. Ovviamente io mi occupo principalmente di economia circolare, sia per il settore diciamo manifatturiero tradizionale, quindi parlando di chimica si parla di materiali da fonti fossili, ma mi occupo tantissimo anche del recupero di quello che aziende come quelle del dottor Farin producono come scarto, che in realtà scarto non è, che noi andiamo a rivalorizzare per dargli nuova vita proprio in una logica di economia circolare che va oltre quelli che sono i boundaries, i limiti, i confini nei quali tradizionalmente uno penserebbe andasse un tipo di iniziativa di questo genere, inteso non è un percorso complesso che porta solo a consumare delle energie, ma è un percorso che porta dei benefici sia da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista sociale e ambientale. Quindi iniziative che oggi hanno fruito dei finanziamenti della Regione e che sono prossime a essere messe sul mercato, diciamo io ne ho viste più di qualcuna, da partire dalla possibilità di recuperare degli scarti, delle plastiche fine vita per produrre dei additivi per asfalti ad alto valore aggiunto, ma anche la valorizzazione di scarti agroindustriali per la produzione di prodotti per la nutraceutica piuttosto che l'alimentazione, fit food. Inoltre alcune di queste iniziative, anche grazie al know-how e alla capacità di interagire tra le aziende e le università, hanno portato allo sviluppo, io in particolare sono coinvolta in almeno 3 di questi, di 2 progetti LIFE e un progetto transfrontaliero Italia-Austria per la valorizzazione di scarti agroindustriali per la produzione di bioplastiche. Tutti questi progetti ovviamente hanno come ricaduta immediata quella di creare svariati posti di lavoro per giovani che peraltro hanno la fortuna di avere la possibilità di essere formati da un partenariato ampio, perché lavorano con l'università ma lavorano anche con le aziende, quindi acquisiscono delle competenze che nessuno di noi singolarmente sarebbe in grado di dargli, e una delle competenze che secondo me i ragazzi adesso di cui hanno veramente bisogno, di cui non ho sentito parlare ma che sicuramente è nella testa di tutti noi, è l'avere delle competenze tecnico-scientifiche molto elevate, ma anche avere delle competenze su quello che è il framework legislativo, perché l'evoluzione continua delle direttive europee, se voi andate a vedere quante direttive e leggi europee sono uscite dal 2022 al 2025, vi viene il giramento di testa. Io mi diletto in queste cose perché scrivo progetti live, quindi mi tocca leggermi le leggi, ma questo per dire che l'industria ha fortemente bisogno di qualcuno che insegni a questi ragazzi a dotarsi degli strumenti per capire dove poi l'industria deve andare per avere dei prodotti, per esempio, che siano competitivi per il mercato, che abbiano i requisiti certificativi giusti, che ieri erano di un tipo e domani diventano di un altro. Pensiamo al pitch, al rock, ce ne sono tanti di vincoli di questo tipo. E secondo me molti obiettivi sono stati raggiunti, certo alcuni ancora dovranno essere raggiunti in futuro. Una barriera d'ingresso per l'innovazione è la legge, ovviamente.
Sappiamo, penso tutti, dell'esistenza della End of Waste, che è una direttiva europea che stabilisce quali sono i criteri perché tu possa reimpiegare uno scarto per trasformarlo in una materia prima seconda utilizzabile. Tuttavia questo poi non è l'unico requisito con cui tu devi andare incontro perché il prodotto venga messo sul mercato, ce ne sono tanti altri che rallentano poi l'adozione di questi sistemi, ed è il caso per esempio delle plastiche che citavo all'inizio, finanziate da uno delle prime tornate dei progetti della Regione, che non è riuscito ancora ad andare sul mercato per una questione di tipo normativo. Ecco. Si auspica che la Regione, le reti, più le aziende riescano a fare più massa critica per riuscire a portare avanti questo tipo di problematiche che l'economia circolare incontra lungo la sua strada. Grazie.